Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, 12:40 di oggi, giovedì 24 giugno, apriamo subito con la cronaca. Purtroppo dobbiamo continuare ad aggiornare per quanto riguarda i fatti tragici, luttuosi della strada, per dire che nella serata di ieri c'è stato un incidente stradale poco prima delle 23 nei pressi di via Fausta, lungo la Jesolana Lugugnana di Portogruaro. Un'auto è finita fuori strada sotto il piano stradale ed è finita in un fosso. Il bilancio purtroppo è pesantissimo. Un giovane uomo è deceduto sul posto e altri 3 feriti, tra cui 2 minori, sono ricoverati in gravi condizioni. La vittima aveva 24 anni, i 3 feriti gravi, tra cui, come detto, 2 minori. Si tratta appunto di 2 bambini trasportati in ospedale. Rilievi da parte dei carabinieri della compagnia di Portogruaro. E adesso cambiamo argomento, restiamo sempre sulla cronaca per dire che purtroppo, ne avevamo già dato notizia più volte nel corso della mattinata, sono state rese note dalle autorità le generalità della vittima del sinistro della strada avvenuto nella notte a Cernieu di Nimis. Si tratta di Pietro Rossi, 27 anni, residente ad Adegliacco, in comune di Tavagnacco. Il ragazzo si trovava in sella alla propria moto quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Norm di Cividale, è uscito fuori strada centrando un palo e successivamente nell'impatto è stato sbalzato violentemente sull'asfalto. Causa le forti lesioni e traumi riportati, il giovane praticamente spirato all'istante. È stato un automobilista di passaggio ad accorgersi della moto prima e della sua presenza dopo, ma purtroppo, come detto, inutili i soccorsi. La salma poi è stata ricomposta nella cella mortuaria di Tarcento. E adesso cambiamo argomento, andiamo nel Manzanese per dire che i finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno portato a termine l'operazione Game Over nei confronti di 11 indagati di nazionalità cinese, responsabili a vario titolo di riciclaggio, autoriciclaggio, abusiva attività finanziaria e altri reati tributari, a fronte dei quali l'autorità giudiziaria di Udine ha disposto il sequestro preventivo per un importo di oltre 2 milioni di euro, consentendo in fase di esecuzione di apporre il vincolo cautelare su beni e disponibilità finanziarie del valore di 650.000 euro. Il principato indagato è il titolare di una sala slot di Manzano, dallo stesso acquistata e gestita attraverso un prestanome. È quindi emersa l'origine delittuosa di tali somme di denaro, tutte ricollegabili a connazionali del proprietario della sala slot, a loro volta titolari di imprese operanti in provincia nei settori del legno e degli arredi e responsabili di reati tributari quali utilizzavano l'attività di gioco per occultare la provenienza illecita del denaro. In questo modo sono stati individuati 11 episodi di riciclaggio e autoriciclaggio per un controvalore complessivo di circa 125.000 euro. Al contempo il titolare della sala slot ha posto in essere un'abusiva attività di intermediazione finanziaria in assenza delle prescritte autorizzazioni, raccogliendo denaro e concedendo prestiti per circa 42.000 euro. L'intervento, condotto a termine dalla Guardia di Finanza, è il risultato di una mirata attività di intensificazione indirizzata ad intercettare e reprimere ogni tentativo di inquinamento dell'economia legale e contrastare le forme più insidiose di riciclaggio.
E adesso cambiamo argomento, tra pochi giorni ci sarà il trentennale di ricorrenza per quanto riguarda la fondazione della Repubblica di Slovenia, la prima che si staccò dall'allora Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Nella giornata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, una cerimonia nel piazzale della Transalpina a Nova Gorica con la presenza anche delle autorità italiane, tra questi il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Governatore Fedriga, lei ha ricordato il sacrificio del popolo sloveno compiuto per la libertà. Sì, io penso che sia un esempio importante a livello europeo, che si è battuto per la propria terra, la propria patria, per essere una democrazia occidentale. Questo penso sia stato molto utile anche all'Italia, a tutta Europa, e quindi ho voluto portare i ringraziamenti di Regione Friuli Venezia Giulia al Presidente della Repubblica di Slovenia, Pahor, per l'importante scelta che hanno fatto, una scelta di campo nell'indipendenza della Slovenia. E adesso cambiamo argomento, ci spostiamo per la precisione a Monfalcone per dire che continuano le aperture degli hub per poter effettuare il vaccino. Confindustria Alto Adriatico ha dato il via stamani anche a Monfalcone, ancora più sicuri in fabbrica, vaccinati al lavoro. La campagna, promossa assieme alle organizzazioni sindacali e alla Croce Rossa Italiana, che sta consentendo e consentirà di vaccinare progressivamente i dipendenti delle aziende, siano esse associate o no, dove non hanno potuto trovare sistemazioni per ragioni logistiche in moduli conformi alle direttive della Regione Friuli Venezia Giulia. L'hub vaccinale di Monfalcone è attrezzato con 2 linee ciascuna, capace di circa 100 inoculazioni al giorno, ed è ospitato nella sede della CISL del Friuli Venezia Giulia, che si trova in via Nuova Bagni a Monfalcone. Adesso andiamo a chiudere con una notizia di servizio molto importante, va detto, perché continuano i lavori sulla A4 e il nodo di Palmanova dalle 21 di oggi alle 5 di domani, venerdì 25 giugno, sarà chiusa la rampa di collegamento tra l'autostrada A23 e l'autostrada A4 sulla direttrice Udine-Trieste per lavori di completamento, di asfaltatura e posa della nuova segnaletica. Chiaramente tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Autovie, infoviaggiando.it, o altrimenti durante il percorso chi sarà impegnato lungo l'arteria autostradale, in particolare da Udine Sud, e dovrà raggiungere il capoluogo regionale, seguirà la segnaletica gialla che praticamente darà l'opportunità di raggiungere Trieste secondo le arterie alternative. Consigliamo, per chi dall'A23 deve raggiungere Trieste tra le 21 e le 5 di domani mattina, di uscire chiaramente a Udine Sud, prendere la strada regionale 352 per Palmanova e poi rientrare appunto al casello di Palmanova e da lì raggiungere successivamente Trieste. Con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, buon pomeriggio a tutti. L'informazione comunque continua con gli aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Per quanto ci riguarda, con l'informazione live torneremo più tardi. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.